Ciao, sono Gabriella Barbati di Masseria Sardo. Oggi con voi voglio preparare il cavolo cappuccio. Quest'anno, 2020, a parte la pandemia, c'è stato molto caldo, quindi non si sono chiusi i cavoli cappucci, sono cresciuti con le foglie aperte, meravigliose, vedete quanti colori. Voglio prepararmi un contorno. Prendete le foglie e le iniziate a tagliare. Nella parte centrale dove c'è il gambo cercate di fare un'incisione in modo da dividere il gambo in due. Li tagliate in quattro le foglie, li sovrapponete e le tagliate a strisce di circa 1 centimetro. Cucinerò questo cavolo cappuccio con l'aglio fresco, sono tenerissimi. Questa ricetta la potete fare sia con l'aglio che con la cipolla. Il sapore dell'aglio fresco è estremamente delicato, quindi abbondo e metto mezza testa d'aglio. Prepareremo il cavolo cappuccio con aglio e limone. Potete però anche guardare la ricetta della torsella e farlo col pomodorino. Accendete, fiamma media, aggiungete olio, aggiungete l'aglio. Se invece lo fate con l'aglio secco, potete schiacciarne uno spicchio. Ho preparato il limone e il peperoncino. Se avete la possibilità di reperire l'aglio fresco, l'avete acquistato da noi, non mancate di farvi un grande aglio, olio e peperoncino con l'aglio fresco perché dà emozioni. Il profumo è delicatissimo. L'aglio si è iniziato a dorare leggermente. In questo momento non lasciamo passare neanche un secondo, mettiamo il cavolo cappuccio, saliamo, giriamo, aggiungiamo un goccio d'acqua e andiamo a coprire. Sono passati circa 7 minuti, poi dipende la pentola quanto è grande e il fuoco quanto è forte. Il nostro cavolo cappuccio si è ammorbidito, ha perso di volume. E adesso assaggiamo. È buono, croccante, il sale è anche giusto. Iniziamo ad aggiungere i nostri aromi del peperoncino, una spruzzata di limone. Aggiungo un altro po' d'acqua, giro, copro e faccio cuocere per altri 2-3 minuti. L'acqua che abbiamo aggiunto si è completamente assorbita. Il gambo che abbiamo tagliato è tenero, in abbinamento col pesce e con la carne. Potete farci anche degli ottimi panini con stracchino o formaggi spalmabili. Il nostro cavolo cappuccio è pronto ed è ottimo. Buon appetito!